Buonasera, grazie di essere venuti. In questo pomeriggio c'è un incontro molto articolato e forse con qualche punto di incertezza perché uno dei relatori non sta bene, quindi cerchiamo di vedere se si potrà in qualche maniera ascoltarlo da remoto, come ora si dice, e per quanto riguarda l'altro relatore che era già da remoto, aspettiamo di vedere se il suo computer verrà messo a punto in maniera idonea. Oggi si parlerà di Bianca Montale, che è stata finché è stata in vita, è stata accademica onoraria della nostra accademia. Bianca Montale è una persona davvero speciale, studentessa al liceo Doria, davvero straordinaria. Mi aveva raccontato che lei praticamente parlava latino con grande facilità, oltre che studiosa finissima. Staffetta partigiana, docente di storia del Risorgimento prima all'Università di Parma e poi a quella di Genova, e prima ancora direttrice dell'Istituto Mazziniano di Genova, che, come vedremo, ha avuto dalla sua opera uno straordinario giovamento. Relatrice di fama internazionale, di caratura internazionale, direi, ha fatto conoscere in tutto il mondo, America del Sud, America del Nord, Europa, la storia del Risorgimento in termini rigorosi, frutto dei suoi studi originali. Da ultimo, ma solo in ordine di esposizione, nipote amatissima di Eugenio Montale. Questa sera sicuramente sentirete gli interventi di Raffaella Ponte, accademica, attualmente presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, di recente diventata anche ispettore archivistico onorario del Ministero della Cultura, ma fino al dicembre 2021 è stata direttrice dell'Istituto Mazziniano. Stefano Verdino, qui accanto a me, anche egli accademico, a tutti noto, ha insegnato letteratura italiana all'Università di Verona e di Genova, è direttore della rivista Nuova Corrente, si è occupato di poesia contemporanea, di autori di primo Ottocento e del Tasso, ma tanto per ricordare solo alcuni degli aspetti della sua attività di studioso. Speriamo di poterci collegare con Franco Contorbia, che Ci riapparirà, sono, ci sono. che da oltre mezzo secolo è protagonista di molteplici iniziative montaliane, progetti, convegni, mostre, e infine speriamo di riuscire a collegarci con Dino Confrancesco, accademico, che è professore emerito di storia delle dottrine politiche all'Università di Genova e, per ricordare alcune delle sue attività più recenti, ha fondato l'associazione culturale Isaia Berlin, che ogni anno a Santa Margherita Ligure organizza il Festival della Politica, nel corso del quale sono conferiti appunto i premi Berlin per la saggistica politica. Ma anch'egli, come voi potete vedere nelle schede che abbiamo a disposizione, ha ricoperto numerosi e interessanti incarichi. Prima di cominciare, vorrei per cortesia dare la parola all'avvocato Giorgio Montale, che è il nipote, no, della nostra storica. Buongiorno. Io sono molto riconoscente per l'invito naturalmente e per l'organizzazione di questo convegno e quindi ringrazio il Presidente, il Consiglio, tutti quanti i soci dell'Accademia, il curatore e i relatori. L'iniziativa è molto bella.
Sono anche molto contento che i relatori si siano sapientemente suddivisi i campi in cui ha operato Bianca Montale, e perché questo consente di approfondire meglio le varie sfere di attività. Spero naturalmente che questo non escluda, o perlomeno ne faccio un cenno io, anche altri amori della zia Bianca rispetto a quelli che verranno esposti dai relatori. Alludo naturalmente al latino, come è stato citato adesso, perché era effettivamente è più una passione che uno studio, e poi anche altri interessi meno culturali, che sono la montagna, l'alpinismo, come ben sa Raffaella Ponte, e anche il calcio, non dimentichiamocelo, anche scendendo un pochettino di livello, ma anche quello è importante. Per quanto riguarda i vari temi che verranno approfonditi dai relatori, speriamo tutti, e seppur da remoto, e naturalmente io non posso far cenno su quello che verrà dottamente così discusso ed esaminato dai vari relatori, però volevo solamente dire due parole sull'attività memorialistica di Bianca Montale. Non fosse altro perché è un'attività che mi ha riguardato un po' più da vicino, perché ho avuto la fortuna di leggere tutti quanti gli scritti, che sono ancora adesso in massima parte inediti, che la zia nel corso degli ultimi anni affidava a me, all'amico Verdino, presumo anche, e che effettivamente hanno un certo interesse. E sono scritti che prevalentemente hanno un carattere familiare, però hanno anche molto un carattere di rievocazione storica. E sono scritti che la zia ha creato negli ultimi, diciamo, 20 anni della sua vita, grosso modo. Ha cominciato prima, ma poi ha intensificato l'attività, e alcuni hanno dei rilievi effettivamente interessanti. Io credo che sotto un certo profilo lei stessa, arrivando a un'età più o meno ragguardevole, un'anzianità nella sua vita, ha cercato di, visto che la sua vita diventava storia, ha cercato di rievocare la sua vita stessa collegata con gli eventi storici che si sono svolti nel corso del Novecento. Quindi alcuni di questi scritti sono stati pubblicati, altri no. Uno in particolare credo che venga esaminato da Stefano Verdino, che è uno scritto che, oltre a sì, riferimenti storici, rimembranze dell'epoca passata, contiene anche un aspetto interessante, secondo me, che è un po' la delusione che ha avuto la zia per quanto riguarda la dimenticanza del Risorgimento, e anche un po' il declino e sotto un certo profilo anche l'estinzione degli istituti di storia del Risorgimento. Quindi c'è questo aspetto terminale nello scritto che trovo molto interessante. E sull'attività invece di alpinista della zia, ho visto che è stato messo sulla locandina anche una bella foto, mi pare del 61, quindi insomma qualche cenno ci sarà anche questa attività metaculturale, ma che ha avuto un ruolo importante nella sua vita. E gli altri scritti sono, ma ne parleranno meglio di me i relatori, legati a vari momenti storici della vita e a incontri di persone importanti, per la zia nell'epoca della sua formazione, che hanno lasciato un segno nella sua maturazione. E sono molti, li conoscerete tutti quanti. Si fa naturalmente partendo da Eugenio Montale, e Franco Contorbia esaminerà questo aspetto nella sua relazione. Sono Giuseppe De André, sono Giorgio Falco, Randolfo Pacciardi, Emilia Morelli, senza dimenticare anche altri personaggi che sono le guide montane che hanno accompagnato la zia nella sua scalata di tanti 4000, Baldo Rei, insomma, e senza dimenticare ancora le conoscenze e il rapporto importante che ha profondamente segnato la zia con persone del mondo ecclesiastico, e del peso del cardinale Giuseppe Siri, di padre Augusto Pucci o di padre Alberto Boldorini. Quindi una sfaccettatura di personaggi che effettivamente aiutano a capire il mondo in cui si è trovata a vivere ed operare Bianca Montale. E detto questo, vabbè, non mi soffermo ancora su questi aspetti, perché, ripeto, verranno meglio esaminati dai relatori, e volevo solamente ringraziare ancora, evidenziare che è un anno a questo punto che la zia ci ha lasciato, e devo dire che ci manca moltissimo. E, sono, sono state manifestazioni di grosso affetto della zia che ci ha voluto dare a noi, presumo, nonostante il suo carattere schivo, un pochettino così, un po' di timidezza naturale, e che ha voluto dare anche a tanti amici,
e presumo che lo stesso affetto possa trapelare, trasparire dalle relazioni degli amici che evidenzieranno questi aspetti degli scritti e dell'attività scientifica e culturale della zia. Grazie veramente a tutti. Grazie a Giorgio grazie a Giorgio per il suo intervento e appunto che ha già tratteggiato alcune linee del nostro incontro e alcune novità forse che verranno fuori. Io do subito la parola a Raffaella Ponte, che appunto è stata direttrice di quell'istituto mazziniano che per vari anni Bianca Montale aveva diretto e si potrebbe dire anche rianimato rispetto a come era precedentemente, nel senso con tutta un'attività di indagine archivistica impegnativa e notevole, di cui appunto Raffaella ci parlerà. Grazie. Grazie a tutti i presenti, grazie all'Accademia per aver organizzato in occasione appunto del primo anniversario della morte di Bianca questo convegno, grazie a Stefano Verdino per avermi invitato e grazie anche per avermi lasciato trattare questo tema. Appunto gli aspetti meno conosciuti di Bianca Montale, archivista ma anche conservatrice di museo, ma anche diciamo valorizzatrice di, come si dice adesso, di istituzioni culturali, perché in genere è conosciuta come storica del Risorgimento, mentre è meno noto il suo esordio professionale nell'organizzazione e nella valorizzazione delle raccolte dell'Istituto Mazziniano. Si è trattato tra l'altro di un lungo periodo della sua vita, perché 18 anni, che lei stessa raccontava con rimpianto. E facendo riferimento a quanto diceva prima delle attività che ho svolto negli anni passati al Museo del Risorgimento, devo ringraziare proprio la vicinanza di Bianca, che mi è sempre stata di stimolo e diciamo di conforto anche. Prima di entrare nello specifico, come mi era anche stato chiesto da Stefano Verdino che ha organizzato questo convegno, mi pare opportuno dedicare qualche parola agli anni giovanili e in particolare alla sua formazione scolastica e non solo al suo curriculum, perché Bianca Montale, che ci ha lasciato un anno fa all'età di 95 anni, dopo una vita attiva e laboriosa, era tante cose, come è stato accennato anche dall'avvocato Montale. Genovese e genoana, avevo scritto io, come teneva a precisare, essendo non solo tifosa, ma grande intenditrice anche di football, come lo chiamava, che da giovanissima aveva praticato tra lo stupore di familiari e di compagni di scuola e anzi aveva apprezzato molto quando io l'avevo conosciuta, giovane studentessa che seguiva le sue lezioni, che sapessi cos'era un fuorigioco. Lo dovetti spiegare, ma accettò la mia domanda. Come è stato accennato prima, racchiudeva il suo carattere anche le caratteristiche tipiche dei genovesi, tra i quali in primis la sobrietà, quello che adesso si definirebbe understatement, e sobrietà accompagnata da timidezza e coraggio, che sono i due aspetti che mi hanno sempre colpito in lei, oltre all'assoluta franchezza con le persone con cui aveva confidenza, ma anche con le persone che incontrava per la prima volta, ma con cui si trovava a discutere di storia e di altri aspetti importanti della vita. Quello che ho potuto constatare in lei che fosse una persona priva di pregiudizi a prioristici, perché difendeva le sue opinioni e le sue idee, ma rispettava quelle altrui. Stringendo amicizia, perché di questo mi posso appunto fregiare, mi sono potuta fregiare, anche con chi come la sottoscritta spesso e su temi importanti della vita aveva delle opinioni diverse dalle sue. Bianca nasce, uso il presente anche perché la sento ancora come tale,
Nasce a Genova il 12 agosto del 1928, frequenta tra il 38 e il 45 il liceo ginnasio Andrea Doria, conseguendo la maturità classica. E proprio durante il liceo, giovanissima, aderisce al Movimento di Liberazione Nazionale, giovane resistente nelle file delle SAP, Squadre di Azione Partigiana. E di questa sua esperienza è sempre stata molto fiera e particolarmente legata a quei ricordi fino all'ultimo giorno della sua vita. Mi ricordo quando andavamo a trovare che nel taschino della sua giacca aveva sempre la tessera del Corpo Volontario della Libertà, e ironizzando molto spesso sul fatto che anni dopo sui muri dell'Università di Genova fosse stata definita fascista. Ma questo capita in questo mondo. Terminato il liceo, nell'Italia ormai democratica e repubblicana, il sogno repubblicano in realtà vediamo dai suoi scritti come subito non fosse così cogente. Prima veniva la democrazia, però poi, giusto, l'esperienza resistenziale le fa abbracciare in modo deciso l'idea repubblicana. Si iscrive all'Ateneo Genovese, dove nel 1950 consegue la laurea in lettere classiche. Nel biennio successivo consegue anche i diplomi di specializzazione in paleografia, diplomatica e archivistica e quello in biblioteconomia. E nel 1954 l'abilitazione all'insegnamento di materie letterarie, che le consentirà di esercitare l'attività di supplenza anche nel suo amato Doria. Contestualmente a questi studi di specializzazione, già a partire dal 1952 inizia la sua collaborazione con l'Istituto Mazziniano, in un primo tempo come volontaria presso l'archivio e poi la biblioteca, svolgendo un proficuo periodo di apprendistato nel quale mettere in pratica quanto veniva apprendendo nei corsi prima menzionati. Per un triennio svolge attività di assistente volontaria anche presso la cattedra di Storia del Risorgimento nella Facoltà di Lettere dell'Università di Genova. Nel 1957 supera il concorso bandito dal Comune di Genova per la posizione di direttrice dell'Istituto Mazziniano, con la commissione presieduta da Franco Venturi, come teneva a sottolineare sempre, e mantiene tale incarico fino a luglio del 1970, per poi intraprendere la carriera accademica. Complessivamente questi lunghi 18 anni trascorsi all'Istituto Mazziniano, dapprima sotto la guida di Arturo Codignola, che diresse l'istituto fino al 1956, e poi a stretto contatto con Caterina Marcenaro dal 1948 alla guida dei musei genovesi. E del rapporto con Caterina Marcenaro, significativamente ribattezzata Lazzarina, Bianca ha lasciato testimonianze scritte sia nel volume autobiografico Caro Doria, di cui poi parlerà Stefano Berdino, incentrato sugli anni trascorsi da studentessa nel tanto amato liceo, dove aveva incontrato Caterina Marcenaro, allora insegnante di storia dell'arte durante gli anni della guerra. E poi ancora nel volume più recente di Raffaella Fontana Rossa, dedicato alla prima donna alla guida dei musei genovesi, la Marcenaro appunto, intitolato molto significativamente La capostipite di sé. Questo rapporto tra Bianca, ormai direttrice del Mazziniano, e Lazzarina, capo dei musei civici genovesi, è stato un rapporto molto tumultuoso, sia come ho potuto avere conferma nei documenti, ma soprattutto dai tanti racconti di Bianca. Se ancora appunto a tanti anni di distanza, quando veniva a trovarmi all'Istituto Mazziniano, sentiva il bisogno di raccontarmi quante discussioni, o meglio, come diceva lei, lavate di capo, aveva ricevuto da Caterina Marcenaro nei lunghi anni trascorsi in via Lomellini, confessando che fossero stati anche tra i motivi che l'avevano spinta nel 1970 a lasciare il pur prestigioso incarico in comune in favore dell'università, sia pure in anni piuttosto turbolenti. Ironia della sorte, Caterina Marcenaro avrebbe lasciato il comune l'anno successivo, nel 1971. Ma la permanenza di Bianca Montale al Mazziniano ha lasciato una duratura impronta
grazie all'impegnativo lavoro portato avanti per recuperare e ricostituire e dare nuova vita alle raccolte museali, archivistiche e librarie dopo gli ingenti danni subiti durante i bombardamenti del secondo conflitto mondiale, nell'ambito della più complessa ricostruzione e valorizzazione del patrimonio culturale promosso dall'amministrazione comunale e affidato, come è già stato detto, a partire dal 1948 a Caterina Marcenaro. Non bisogna dimenticare infatti che Genova era stata pesantemente bombardata e tra gli edifici colpiti c'era stato anche l'Istituto Mazziniano in via Lomellini. I danni all'edificio erano stati ingenti, ma per fortuna quelli al patrimonio quasi nulli. Grazie all'immane opera di ricovero e protezione del patrimonio culturale e civico in depositi fuori città, talvolta fuori provincia o regione, svolta già all'indomani dello scoppio del secondo conflitto mondiale a opera di Orlando Grosso, allora direttore dell'Ufficio Belle Arti e Storia del Comune, coadiuvato da uno sparuto manipolo di valenti funzionari, tra i quali il direttore dell'Istituto Mazziniano, il già ricordato Arturo Codignola. Le collezioni del Mazziniano in particolare erano state ricoverate per lo più fuori provincia. A Sassello e nella badia di Tiglieto confluirono la documentazione archivistica, iconografica, stampe e fotografie e i volumi della biblioteca. La maggior parte dei dipinti aveva seguito invece le collezioni artistiche degli altri musei civici. Non va dimenticato tuttavia che in precedenza e già a partire dal primo conflitto mondiale le collezioni storiche del Museo del Risorgimento, allestito e inaugurato a Palazzo Bianco nel 1915, quindi ben prima dell'Istituto Mazziniano del 1934, erano venute accrescendosi e arricchendosi con i cimeli e le opere riferentisi alla guerra in corso, esposti già a partire dal 1916 in un'apposita sezione e poi negli anni a venire delle guerre coloniali, con l'obiettivo di costituire poi un vero e proprio museo delle guerre, che fu effettivamente deliberato dal Comune di Genova nel 1937, ma poi mai effettivamente realizzato. Tuttavia, negli anni il materiale di questo sempre costituendo museo divenne sempre più cospicuo e peregrinò in diverse sedi, tra le quali il convento di San Silvestro prima, Sant'Agostino e poi in attesa di essere esposto nella casa del mutilato in corso Aurelio Saffi, cosa che non avvenne mai, nonostante anche nel dopoguerra Orlando Grosso prima e Caterina Marcenaro a partire dal 1948 abbiano tentato di concludere l'operazione, come attestano sia la documentazione sia le voci del bilancio comunale. Tutto questo l'ho raccontato per rendere meglio l'idea dell'immane lavoro che anche Bianca Montale si è trovata a dover affrontare all'indomani del conflitto. Parliamo di centinaia di casse, decine di migliaia di documenti, cimeli, armi, bandiere, la maggior parte da inventariare in un secondo tempo da catalogare, ma non solo. Il lavoro di Bianca, testimoniato dalla corrispondenza degli anni da lei trascorsi al Mazziniano, è consistito in tutto ciò che di solito compete al direttore di un museo, quindi recupero, riordinamento, ma anche ricerca dei locali e delle relative scaffalature prima, e poi inventariazione e catalogazione, coadiuvata in questo da una segretaria dattilografa e da un paio di custodi animati da passione mazziniana. L'indefessa e appassionata attività di quegli anni si è concretizzata nell'imponente schedatura di migliaia di documenti d'archivio, stampe, fotografie e nella creazione del primo catalogo a soggetto della biblioteca specializzata. Il tutto conservato in tantissimi volumi telati rossi, tutti dattiloscritti. Tale immensa mole di lavori è stata poi la base fondamentale dalle quali hanno preso avvio i successivi interventi di informatizzazione e di digitalizzazione negli ultimi anni. Innovativa però anche l'impronta lasciata in termini di criteri espositivi, inaugurati con la mostra Genova Mazziniana e Garibaldina nel 1960 in occasione del primo centenario dell'Unità d'Italia. L'esposizione, il museo era ancora chiuso, l'apertura sarebbe avvenuta nel 1982 e questa mostra era preludio, diciamo, fu il nucleo fondamentale da cui poi prese avvio il nuovo museo. L'esposizione infatti segnò una svolta nei criteri espositivi.
Poche opere, ma altamente significative dal punto di vista storico e appropriate per una narrazione scientificamente valida, ma chiara ed efficace, per essere compresa anche da un pubblico di non specialisti e soprattutto pensata per i giovani, con un ampio apparato didascalico e didattico. L'esperienza e le conoscenze maturate in tale ambito gettarono senz'altro le basi della brillante carriera di studiosa e docente universitaria degli anni a venire. Dopo di me, altri più titolati a tale compito parleranno diffusamente degli studi e delle pubblicazioni da lei prodotte, mentre io desidero semplicemente ricordare qui quelli a cui Bianca stessa era molto affezionata, per lo più pensati e cresciuti tra le mura del Mazziniano e grazie alle carte in essi contenute. In primis il volume a cui era particolarmente affezionata, Confederazione Operaia Genovese e il Movimento Mazziniano a Genova, 1864-1892, pubblicato a Pisa nel 1960 nella collana della Domus Mazziniana. Poi il grande lavoro su Antonio Mosto, commerciante genovese, medaglia d'oro dei 1000, colonnello garibaldino, condannato a morte nel 1958 per cospirazione mazziniana, capo dei carabinieri genovesi, il cui studio fu pubblicato nel 1966, sempre per i tipi della Domus, con il titolo Antonio Mosto, battaglie e cospirazioni mazziniane. E ancora l'importante lavoro sulle carte di Emanuele Pes di Villamarina, soldato e uomo politico di grande rilievo nel Regno Sardo tra fine Settecento e il 1848, concretizzatosi nel volume Dall'assolutismo settecentesco alle libertà costituzionali, edito questa volta a Roma nel 1973 dall'Istituto per la Storia del Risorgimento. Ma Bianca è stata una tra le prime, anzi la prima e unica per lungo tempo, a occuparsi del tema dell'emigrazione politica e in particolare di quella confluita a Genova in Liguria dopo la caduta della Repubblica Romana. Le sue ricerche sono state pubblicate nel volume L'emigrazione politica in Genova e in Liguria, 1849-59, edito nel 1982, dopo lunghe accurate ricerche archivistiche sia al Mazziniano ma ancor più all'Archivio di Stato e all'Archivio Storico del Comune di Genova, nel quale sono conservati i censimenti ottocenteschi, tra cui quello da lei molto amato e apprezzato, quello del 1856, che definiva una vera miniera di informazioni. Per non dimenticare gli importanti volumi dedicati a Genova nel Risorgimento, il primo pubblicato nel 79 intitolato Genova nel Risorgimento dalle riforme all'unità, a cui ha fatto seguito 20 anni dopo per i tipi della casa editrice Angeli di Milano, il volume intitolato Mito e realtà di Genova nel Risorgimento. E proprio il tema di indagare i miti legati al Risorgimento e ai suoi protagonisti ha sempre attirato l'attenzione di Bianca Montale. Uno dei suoi obiettivi è stato Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, gloria nazionale e internazionale, su quale tuttavia Bianca ha sempre nutrito delle riserve e non ha esitato a mettere nero su bianco, pur sapendo quanto potesse essere impopolare non dire soltanto bene di Garibaldi. All'indomani delle celebrazioni del primo centenario della morte del Nizzardo, che ormai era definitivamente assurdo, diremo proprio a mito universale, affidò le sue considerazioni a un breve ma pungente saggio intitolato appunto Garibaldi senza aureola. In esso Bianca Montale, pur riconoscendone, e leggo testualmente, la grandezza di geniale e coraggioso soldato, quasi sempre vittorioso, esempio vivente della possibilità di vittoria di quell'iniziativa popolare che, predicata da Mazzini e Pisacane, prima di lui appariva poco più che un'utopia e che invece si realizza con lui nel 1860. Nonostante questo importante riconoscimento, tuttavia, dal punto di vista politico, nel suo scritto Bianca ne ridimensiona il mito, affermando che Garibaldi, anche qui cito testualmente, ha non di rado idee approssimative, confuse e un po' oscillanti. Anche per questo in Parlamento la sinistra non trova in lui quel capo che potrebbe renderla più omogenea e farla più partito. Queste le sue parole.
altrettanto duramente stigmatizzava il suo dichiararsi repubblicano, pur non perdendo la fiducia nel re neppure dopo Aspromonte, e poi il suo anticlericalismo che cozzava completamente con le idee che sono state ricordate e la sensibilità che è stata qui ricordata di Bianca Montale. In tutto questo c'è tutta la Bianca Montale che noi abbiamo conosciuto, c'è la sua schiettezza, la sua libertà di studiosa che non si piega neppure di fronte a Garibaldi e all'impopolarità che avrebbe potuto derivarne nel criticarlo. E su questi temi ricordo in particolare le sue provocazioni per la mia appartenenza garibaldina, che non capiva ma rispettava, ma penso solo per un grande affetto. Dopo gli anni alla guida dell'Istituto Mazziniano, tanti saranno poi gli incarichi, i ruoli di prestigio e riconoscimenti, come è stato ricordato, professore incaricato dapprima a Bergamo e poi a Genova fino al 1981, professore ordinario di storia contemporanea a seguito di concorso nel 1980. Nel 1981 è chiamata poi dall'Università di Parma, dove insegnerà fino al 1990. Dall'anno successivo di nuovo a Genova, all'allora magistero, dove ricoprì anche l'incarico di direttrice dell'Istituto di Storia Contemporanea. Ma contemporaneamente fu anche membro del Consiglio di Presidenza dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, accademica dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, tra i fondatori del Dipartimento di Ricerche Europee, ha fatto parte della Commissione Nazionale Editrice degli Scritti di Mazzini, dei Comitati Nazionali per le celebrazioni del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi e per il bicentenario della nascita di Mazzini. Ha ricevuto un premio alla carriera nel 2000 per la propria disciplina da parte dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Le sono stati conferiti il premio Mazzini da parte dell'Ateneo di Genova e il premio Città di Genova. In conclusione, per mia esperienza personale, non posso che confermare come Bianca, instancabile ricercatrice, sapesse coniugare le sue doti di studiosa con quelle di docente appassionata, ricambiata dalla stima e dall'affetto duraturo di moltissimi dei suoi studenti, che numerosi l'hanno seguita e hanno mantenuto contatti con lei anche dopo gli studi, che li avevano portati magari a percorrere strade molto diverse. Ricordo tra l'altro le sue doti di sapersi rapportare con discenti di ogni età, dai bambini delle elementari dove qualche volta l'ho trascinata, ai liceali, agli studenti universitari. Meno clemente invece nei confronti di tutti coloro i quali avessero sposato tesi in modo acritico, soprattutto se adulti. Attraverso scritti, conferenze e lezioni, come è stato ricordato, in Italia e in Europa all'estero, dalla Corea all'Argentina, dal Cile al Brasile, dal Nord America al Canada, ha contribuito alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza della storia del Risorgimento. Sempre pronta e disponibile al confronto e alla collaborazione, non ha mai fatto mancare il suo sostegno a quanti si rivolgevano a lei, qualunque fosse la loro estrazione o provenienza. Grande amante della natura e della montagna, e si definiva malata di montagna, parafrasando uno degli alpinisti contemporanei che lei più amava, Hans Kammerlander, di cui aveva molte pubblicazioni, socia storica del Club Alpino Italiano, sostenitrice del Coro Cauriol, ha scalato le vette più importanti delle Alpi, 4.000, condividendo racconti e gioie, ma anche negli anni recenti grande preoccupazione per i danni arrecati dal cambiamento climatico all'ambiente naturale e ai suoi abitanti, tra i quali le sue amatissime marmotte di cui pareva intendere il linguaggio. Personalmente, ecco, sono contenta, considero un privilegio averla incontrata e poi frequentata per lunghi anni, prima all'università e poi negli anni successivi tra gli scaffali d'archivio e le sale del museo, e aver potuto sentire anche tutti i racconti di montagna. Alcune vette le avevo condivise anch'io in anni più tardi, ed è per questo che sono grata alla famiglia che mi ha messo a disposizione queste foto che io avevo visto a casa sua, all'Accademia e a Stella in particolare, che sentendo i miei racconti su Bianca Alpinista, qui dovrebbe essere quella del 56, e poi ce n'è ancora un'altra di qualche
anno dopo, del 1961, sempre in bianco e nero. Anche qui, secondo me, lì dietro ci dovrebbe essere sul polluce, e lì essere, perché insomma mi sembra di ricordare. E chiuderei questo intervento con Bianca a colori, quindi sono anni più recenti, con la sua strada ferrata impegnata in questo. Grazie a tutti e grazie Bianca. Grazie Raffaella, per questo suo intervento, perché appunto ci ha ricordato vari aspetti, appunto, e ha fatto anche proprio una biografia di Bianca Montale dalla giovinezza fino a tutta la sua attività e la sua carriera, e poi con questo excursus fotografico sulla montagna che sappiamo come, per chi l'ha conosciuto, era il suo grande amore. Lei sognava sempre quest'estate in montagna fino all'ultimo. Ecco, io prima di parlare del memorialista, proprio così sulla scorta di quanto Raffaella ha detto, di come appunto anche questa attività di archivio poi si tramutava proprio in pagina storica, e come la pagina storica era anche una pagina di una che sapeva proprio scrivere. E volevo appunto fare un accenno a uno dei primi articoli di Bianca Montale, che è questo su Filippo Antonio Gualterio, prefetto di Genova. Ecco, Bianca Montale nel suo lavoro di storica si è mossa tra carte d'archivio e tra giornali. È stata anche un'antesignana in questo, diciamo, l'interrogazione alle carte, ma anche ai giornali, che sappiamo benissimo sono una miniera inesauribile di cose che hanno vissuto per un giorno e poi sono sepolte finché qualcuno non le va a riesumare, suscitando poi tanti vari interessi. In questo caso questo prefetto era stato prefetto di Genova per 2 anni, dal 63 al 1863-65, era un marchese di Orvieto, poi finirà come ministro della Real Casa, e in una città difficile, anzi si vantava. Lei ha trovato queste carte in un archivio non genovese, la biblioteca Angelo Mai, nelle carte Spaventa Pedruzzi, in cui ci sono 2500 documenti che sono i vari rapporti del prefetto di tipo segreto, e sono alcuni molto interessanti. Lui anche si vantava e diceva: ma dicono che chi fa il prefetto di Genova la fa per tutta l'Italia, nel senso che ovviamente negli anni 60 la città era una città dove appunto l'ombra di Mazzini era ben presente, con tutto quello che ne comportava. E qui in una pagina, naturalmente, uno degli elementi, delle persone che il prefetto finanzia sono le spie. E c'è una pagina che è molto carina in cui Bianca fa varie citazioni relative appunto a queste varie persone ignote che facevano le spie, appunto. Le spie di chi? Appunto, lo dice lei, che venivano poi chiamate dal prefetto Giuda, tanto appunto per... E dice: non è facile far luce sui vari Giuda non meglio indicati, in cui è popolata non solo Genova ma tutta la penisola, e che sono introdotti nell'ambiente mazziniano come in quello garibaldino, in quello cattolico e tra i borbonici. Gli accenni nei rapporti Gualterio sono numerosi e significativi. C'è poi cita, Giuda non volgare, il quale fa il propalatore per una misteriosa vendetta giurati in Aspromonte, ferita di Garibaldi, una donna che viene introdotta negli ambienti clerico-borbonici, un patetico informatore che si firma significativamente pensione, che fornisce notizie generiche di seconda mano per conquistare faticosamente il pane quotidiano. Bertani, Mordini, Bellazzi, Guerzoni, Dolfi, Giannelli, Mosto, Campanella e altri ancora sono regolarmente sorvegliati. E in ogni ambiente, da quello operaio a quello massonico, c'è chi riferisce dettagliatamente. L'organizzazione è costosa, i membri corrono qualche rischio, l'uomo posto a Lugano accanto a Mazzini a Quadrio rischia di saltare.
I confidenti si raccomandano e mostrano molta paura. L'anonimo che ha assunto, scrive, è solo per amore di patria, scrive un delatore. Perdoni l'anonimo, ma le vendette sono all'ordine del giorno e perciò la verità si deve mostrare velata per fuggire al suo vampiro. Proclama enfaticamente un secondo. Per amor del cielo, sarei compromesso senza pietà. Si raccomanda un terzo. Non sono paure infondate. Il noto Giuda in Genova viene colpito nel maggio 63 da Stagnetti e riporta 3 ferite. Il fatto viene tuttavia per ovvie ragioni tenuto segreto. Un'altra spia, tale Baldani, viene avvelenata a Marsiglia nel marzo 63 e muore. Il suo mestiere politico, scrive Gualtieri, è la causa di una vendetta che sospettava. Ecco, come vedete in questa pagina, no, che è una pagina anche di letteratura, non soltanto di ricostruzione storica, perché vedere balenare tutti questi vari Giuda, no, con tutti i vari problemi, tra quello che si chiama firma pensione sperando di avere un qualche cosa per poter riuscire ad avere il pane quotidiano, e appunto anche con questa dimensione di pena e di pietà verso queste squalide figure che però appunto per la fame ne facevano di tutti i colori. E beh, vediamo appunto una grande qualità appunto dove la competenza storica, perché ovviamente ogni citazione ha tutti i riferimenti al tale documento della biblioteca Angelo Mai, ma come poi lei riesce a renderli appunto scrittura e riesce ad articolare. Questo spiega perché appunto, bene o male, era una storica che sapeva scrivere, appunto, che anche una volta arrivata alla pensione ha cominciato appunto questa attività più specificamente proprio memorialistica. Il primo libro, non a caso è proprio al 75esimo anno, come allora andavano in pensione i professori ordinari, si intitola Incontri ed è del 2003. Nell'introduzione lei dice che avrebbe voluto intitolarlo Ombre Amiche, ma quel titolo lì era già stato occupato da un libro di Umberto Cavassa, che era stato direttore del Secolo anni prima, no? E allora, tant'è però quel titolo gli piace a Bianca particolarmente, tanto che l'ultimo capitoletto, che è una sorta di circo finale di memoria, un po' come la marcetta finale di 8 e mezzo di Fellini, in cui si vedono tutti i personaggi della sua vita, e in questo capitoletto breve ci sono alcuni personaggi di cui lei non racconta appunto proprio un ritratto, no? Tra cui il già citato Don Siri, non ancora cardinale, il suo professore di religione al liceo Doria, la donna di servizio che aveva avuto in casa da bambina, le varie guide di montagna e gli scalatori del K2 con cui lei era entrata appunto in amicizia e confidenza, no? Questo è il capitoletto delle Ombre Amiche. Mentre i ritratti sono 5 e sono in un ordine che non è alfabetico, no? E mi sono chiesto, beh, l'ultimo, allora, l'ordine è Giuseppe De André, padre di Fabrizio, Giorgio Falco, Emilia Morelli, Randolfo Pacciardi e Eugenio Montale. L'ordine non è alfabetico perché la M viene dopo la P, beh, e si può capire come lo zio, di cui poi lei scriverà, appunto, raccoglierà in quel volume Una sciogherata confidenza, che è l'ultimo suo libro, edito dal Canneto e dalla Fondazione Zavanone 2 anni fa. È chiaro che l'eminenza di suo zio fa sì che appunto sia il personaggio che ha l'ultima significativa apparizione. In ogni caso, questi personaggi, e non sono neanche in un ordine cronologico di particolare conoscenza, no? A parte lo zio, c'è come una presenza a chiasmo, no? Nel primo e l'ultimo sono 2 politici repubblicani, De André e Pacciardi, le figure di mezzo, Falco e la Morelli, sono le 2 figure di studio, che potremmo anche immaginare come delle figure quasi genitoriali nei confronti di Bianca Montale. E Giuseppe De André, no? Giuseppe De André è stato personaggio appunto ormai sconosciuto ai più,
con un'ironia legata appunto anche all'amarezza, il ritratto di Giuseppe De André finisce naturalmente con un riferimento al mitico Faber e con il fatto che appunto Bianca Montale dice ma in uno di quei quiz televisivi di cui lei era molto appassionata, no? Nel senso che lei seguiva tutte queste domande televisive per vedere tutti questi tremendi svarioni che venivano fuori, no? Che lei pensa che la divertissero quanto la irritassero. Dice in uno di questi quiz alla domanda, bene, che mestiere faceva il padre di Fabrizio De André? E una risposta è stata il cappostazione di Brignole, no? Ora, che non c'è assolutamente nessun nesso tra quello che è stato il vice sindaco di Genova dei tempi di Pertusio, segretario del Partito Repubblicano locale, esponente dell'ala pacciardiana del partito e quindi in questo senso in piena sintonia politica con gli ideali di Bianca Montale e questo fantomatico cappostazione di Brignole. Il ritratto di Giuseppe De André è interessante perché è stato un rapporto così non di immediata sintonia, anzi il fatto che appunto il professor De André di filosofia avesse appunto negli anni 30 la tessera del fascio e mise appunto un po' in guardia la militante del Partito Repubblicano mazziniana appunto nell'immediato dopoguerra. L'amicizia nasce proprio nella consuetudine nell'ambito del comune di Genova in qualche modo, in cui lei ne ha a che fare appunto con De André, vice sindaco e assessore alla cultura per un certo periodo e poi sarà poi come capogruppo del partito. E poi si ritroveranno appunto in questa aspetto, in questa militanza di una parte del Partito Repubblicano di tipo pacciardiano che poi appunto porterà entrambi poi alle dimissioni dal partito una volta appunto che la linea ex azionista di La Malfa è totalmente vincente. E del padre di De André, lei ricorda appunto l'enorme capacità lavorativa, il grande impegno, gli aspetti fortemente manageriali anche all'interno del comune di Genova e le capacità anche di quello che poi sarà poi un manager, essendo il fondatore della Fiera del Mare, no? Di vederne anche i tratti che potevano affascinare Bianca Montale, che era quella di una certa durezza, di una certa spigolosità di carattere e di piena determinazione, ma anche di gustosa ironia, perché ricorda un episodio di nuovo di una rivista che varrebbe la pena riesumare, Il Comune, che De André, padre, dirige per 2 o 3 anni e che è una rivista da come ci racconta Bianca Montale di carattere anche culturale, dove lei, trentenne, è responsabile della terza pagina, Tullio Cicciarelli è responsabile del cinema, Giulio Giachero responsabile dell'economia. E racconta appunto e dà qualche citazione degli scritti di De André relativamente proprio alle cronache, diciamo, del comune, della vita comunale. E ci sono poi tanti altri aspetti, per esempio Bianca Montale, ecco, un'altra passione di cui non si è evocato sono quella dei gatti, e i gatti qua compaiono sia in casa di André che appunto inaspettatamente questo per far sì che le case di Albaro di André sono popolate da gatti. E come i gatti che poi torneranno anche, ci sono alcuni fili che ritornano, torneranno anche nel secondo ritratto, quello di Giorgio Falco, che può essere considerato un po' dicevamo prima, una delle figure genitoriali per la parte storica e culturale di Bianca Montale, legata anche dal fatto che la paternità in qualche modo di Giorgio Falco era quella di un padre loquace e spiritoso che lei vede diverso dal proprio padre, così silenzioso, no? Così. Lei riporta anche alcuni frammenti, appunto, in qualche modo, come dicevamo, storica di
di se stessa nel fatto di riportare frammenti di lettere dei suoi vari interlocutori, una lettera curiosa in cui c'è la necessità di dare un nuovo nome alla gatta che aveva Bianca Montale, e Giorgio Falco gli mette sotto gli occhi la possibilità di chiamarla tra le varie mogli e concubine di Carlo Magno, no? E quindi c'è tutto un elenco di nomi, ovviamente, da Ermengarda ad altri nomi, e infatti è una concubina che poi avrà il nome Madregarda, qualcosa del genere, di questa gattina. E qui la dimensione ironica con cui lei tratteggia, anche ironica e molto affettuosa, questi personaggi, è evidente anche in altre figure, anche nel terzo ritratto, quella di Emilia Morelli, la zia Milla, appunto, con cui ha avuto, sono le figure di storici più importanti, anche se con Giorgio Falco il rapporto è stato chiaramente, diciamo, di tipo sghembo, perché Falco era un medievalista, Bianca Montale si laureerà non con lui, no? Sarà un maestro in qualche modo ideale, ma con Ciasca di storia moderna, non di storia medievale. E con la Morelli, invece, che era una storica risorgimentale specifica, avrà un particolare sodalizio. Con Giorgio Morelli è molto, di nuovo, così divertente gli aspetti di questa figura. Anche qui una donna che doveva affascinarla per la sua determinazione, per la durezza, per la voce roca da accanita fumatrice, per la guida spericolata in Alfa Romeo, quando Bianca Montale la va a trovare, era una valtellinese, quando la va a trovare a Teglio, che era il suo feudo in Valtelline, la recupera appunto alla stazione di Sondrio per raggiungere con questa veloce Alfa Romeo. Ma la rievoca anche in un periodo in cui lei non l'ha conosciuta, perché Emilia Morelli era stata qui al Mazziniano negli anni 30 per curare l'epistolario di Nino Bixio, e aveva al Mazziniano trascritto a mano una quantità infinita di lettere, perché sono 4 volumi le lettere di Nino Bixio, e aveva poi pellegrinato con Arturo Codignola nei vicoli, dice Bianca, in case di popolani che avevano appunto ancora sopra il letto il santino di Mazzini o di Garibaldi in queste loro case. E la presenza anche di Genova, vista anche nelle varie prospettive, una Genova albarina per quello che riguarda di Andrea, una Genova invece di villeggiatura tra Nervi e Capolungo per quello che riguarda Giorgio Falco, che poi da pensionato a Torino veniva spesso a svernare a Capolungo, o questa Genova piccolare di Emilia Morelli è di nuovo un altro tratto che collega i vari ritratti, fino alla Genova appunto del suo altro interlocutore importante, che è Randolfo Pacciardi. Randolfo Pacciardi certo è un personaggio che appunto fuori di tutti i ranghi, un personaggio eroico e controverso nello stesso tempo, come ben sappiamo, no? Nel senso che il personaggio che ignoravo che fosse finito addirittura anche come consulenti di Curtiz per Casablanca a Hollywood, no? Dove, anche se pare che sia del tutto fittizio il fatto che Humphrey Bogart possa alludere a lui, no? Ma il fatto che lui fosse nella guerra di Spagna e fosse compagno di Hemingway e che diventasse il personaggio di un romanzo di una scrittrice americana, sì, indubbiamente al tratto quanto mai fascinoso di un personaggio di questo tipo. E con Pacciardi l'incontro è subito nella Genova appunto appena liberata nel 10 marzo 1946, in cui in una Genova appunto uscita da pochi mesi dalla guerra, Pacciardi il 10 marzo fa un discorso ovviamente relativo a Mazzini. Ma quello che è divertente e quello che è interessante è quello che succede dopo il discorso, come racconta in una pagina
una bella pagina biancamontana, che è questa. La sera, dopo cena, atteso invano in una sezione di partito, il segretario nazionale, che era Paciari, il segretario nazionale del PRI, in vena di trasgressione si era esibito in tanghi impeccabili in una nota sala danze e poi nelle ore piccole in canzoni della guerra di Spagna nelle strade del centro di una Genova deserta. Tra i complici dell'evasione mi ero deliziata al suo discorrere pieno di umorismo e di autoironia che mi faceva rivivere incredibili avventure e incontri con protagonisti della politica, della letteratura, dell'arte di molti paesi. La sua vita era un romanzo tra i più avvincenti. Era così diverso da tanti politici di professione, una specie di Don Chisciotte, come amava definirsi, che aveva nella libertà la sua Dulcinea e che non si curava affatto dell'utile personale, non conosceva ipocrisie e la sua estrema franchezza gli creava più di un problema. Arrivederci in Repubblica. Eravamo ancora negli ultimi mesi della monarchia, poco prima del referendum. Con questo saluto e questo augurio ci eravamo lasciati. Il capo tornava a Roma e io mi recavo con giovanile disinvoltura a fare comizi antimonarchici in Riviera. Mi aveva colpito la sua coerenza, la sua chiarezza di idee, la sua carica ideale. Era un uomo d'azione, più Garibaldi che Mazzini, ha scritto Indro Montanelli, ma non ho mai condiviso del tutto questo giudizio, perché le sue scelte avevano sempre la loro radice in un mazzinianesimo che era prima di tutto per lui un imperativo morale. No? Ecco, vedete, di nuovo una pagina bellissima, dove appunto le capacità di scrittura, di ritratto appunto e di gusto vitale, di estrema ironia e sono quelle, e anche di penetrazione del personaggio, così anomalo rispetto ai politici italiani, sono così perfettamente a fuoco. No? Naturalmente non parlo del ritratto dello zio Eugenio, perché su questo appunto Ubi Maior interverrà appunto con Torvia relativamente appunto al lungo rapporto di questo. L'altro libro che esce 2 anni dopo, che riguarda appunto il Liceo Doria, ha una formula in quanto mai significativa, perché il Liceo Doria è appunto è anche il ginnasio. Giustamente Raffaella ha ricordato il periodo 1938-1945. Sono 7 anni, ma non sono 7 anni di liceo, perché Biancamontale non era certo ripetente, anzi anticipava, esce dal liceo con la maturità prima dei 17 anni, no? Nel senso che la scuola per lei, di nuovo anche questa è una cosa che ho imparato da lei, perché poi in quell'anno lì finì il 24 aprile 1945. Dopo la liberazione del 45 non ci fu più scuola in Italia, no? Perlomeno nell'Italia settentrionale, che non era ancora liberata. E il 38 vuol dire il ginnasio, quello che ora sarebbe la scuola media, gli ultimi anni della scuola media. E qui ci sono, la scuola è in qualche modo una chiave per raccontare anche tutto quello che è fuori dalla scuola. Certamente la scuola è molto importante per la sua formazione, è stato la sua palestra. Lei appunto poi Vecchiaia era così, diciamo, afflitta dalla decadenza appunto degli istituti, scuole, università di formazione, proprio perché erano stati così importanti per lei, perché in qualche modo, soprattutto in uno stato fascista, in uno stato dittatoriale, la scuola non era totalmente fascistizzata. La scuola non lo era, e non lo era il suo Liceo Doria, come lei ha tenuto a sottolineare più volte. Ma al di là appunto di quello che riguarda appunto la dimensione così importante della formazione, su cui è molto chiara a un certo punto, che dice nel finale: è stato un inverno molto duro, l'ultimo inverno, perché oltretutto la scuola coincide anche con gli anni più cupi della guerra.
in qualche modo dove lei ha 2 anni in cui è sfollata a Monterosso, e questo sfollamento di Monterosso dal 42 al 44 è quanto mai poco felice, perché poi rischiava ancora peggio. Ci sono tutti i vari racconti in cui racconta appunto delle mitragliate su cui è scampata essendo Monterosso su una linea ferroviaria chiaramente bombardabile, no? E tanto che l'ultimo anno è poi c'è il ritorno a Genova, no? È stato in ogni senso un inverno duro, eppure ricco di tensioni, di grande maturazione. La scuola, che nei limiti possibili suscitava interesse e curiosità intellettuali interrotte per enorme ritardo nello svolgimento dei programmi, proprio la cultura contemporanea così attuale veniva penalizzata, perché l'abbreviarsi dei tempi di studio non permetteva di arrivare ai giorni prescelti. Ma nello stesso tempo è la consapevolezza proprio in quel periodo della sua formazione mazziniana, nel senso che il fatto di rifiutare qualsiasi forma di violenza e intolleranza, no? Che erano appunto degli elementi che trovava così attorno a sé nella sua epoca. Ma dicevamo, c'è anche tutto un contesto attorno, si è già parlato del calcio, e del calcio appunto dove apprendiamo come anche, appunto, come diceva giustamente Giorgio Montale, che avendo una vita così lunga, lei è anche storica, nella sua autobiografia fa anche la storia di un determinato ambiente, perché noi veniamo a sapere come anche c'erano delle strategie del gioco del calcio diverse tra le squadre. Il Genoa, allenato da mister Garbutt, giocava col sistema inglese, mentre altre squadre praticavano il metodo. Non esistendo il libero, le possibilità di andare a segno erano più alte e la partita più vivace e divertente. La mia prima volta al Ferrari si è fissa nella memoria. Genoa-Liguria 2-0, con rete di Bertoni e di Ugo Conti. Mi entusiasmavo per i miei campioni, 2 grandi terzini come Marchi e Sardelli, e poi Genta, Perazzolo, e un attacco tra i più forti. Neri, Bertoni, Ispiro, Trevisan Conti, e anche Gabardo, Sarvelli, Arcari Quarto e altri ancora. No? Come vedete, appunto, tutta una batteria di nomi totalmente legata a questo. No? E anche nello stesso tempo ci dà un altro elemento della possibilità di riguardare al proprio passato attraverso una prospettiva storica e vedere appunto concretamente come si viveva. Per esempio, quali erano i conforti di una famiglia borghese che viveva a Genova negli anni 30, nel paragone così diverso con quelli di ora, no? Eravamo lontani, scrive, da quel benessere che ci avrebbe travolto qualche lustro più tardi. Pochi possedevano la radio nei primi anni 30. Anche se la diffusione del modello Balilla procedeva rapidamente, pochissimi il telefono, era necessario scendere nella portineria del caseggiato finché non ci siamo permessi un duplex. I frigoriferi e le auto erano merce piuttosto rara. A scuola nel banco c'era il calamaio di vetro per l'inchiostro che il bidello aveva cura di riempire. Scrivevamo con penne e pennini, le biro sono comparse nel dopoguerra, e solo privilegiati disponevano di una stilografica, regalo ambito per la prima comunione. No? E qui di nuovo è molto interessante l'osservazione, perché appunto del fatto come la prima comunione allora, forse ancora per la generazione, era veramente un grande evento per un bambino, dove al di là poi dell'evento religioso questo comportava un mutamento di segno che rendeva anche il bambino interdetto nei confronti dei regali, perché non erano più giocattoli, ma erano cose già da adulti, l'orologio, i gemelli, la penna stilografica, no? Che proiettavano quindi in un'altra dimensione. E infine, per chiudere, volevo farvi vedere così quello a cui accennava Giorgio Montale, alcuni passi di questo ultimo memoriale che diciamo il file è del gennaio del 2021
in cui lei ha ripercorso questa volta la propria vita attraverso il tema agonia e morte del Risorgimento, che vuol dire agonia e morte, diciamo, degli studi risorgimentali e così via, no? Sì, sì, grazie. Così penso che si veda meglio. Forse si può chiudere tutti gli strumenti. Sì, 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 benissimo. Sì, sì, no, tanto non lo leggo tutto, facevo soltanto alcuni riferimenti. Questi diciamo, capitoletti è una mia invenzione, il testo è tutto un flusso. Ma qui era per vedere appunto com'era la dimensione, le sue letture, Verne Salgari, come vedete, amavo Ettore e detestavo Achillo, i regali natalizi erano soldatini di piombo, un pallone di cuoio, quindi i regali. E nelle vacanze di Monterosso anche qui c'era un albero che era il pensatoio, no? E questa cosa, appunto, non ho mai letto libri rosa per ragazzini, avevo scarsa simpatia per le bambine che realizzavano sempre nuovi modelli di vestiti per le bambole, no? E poi i racconti di nuovo concreti, specifici, i bombardamenti di Genova, con quello che capitava, no? Questi ci sono anche negli altri volumi, e con per esempio la distruzione della casa dei nonni, che era la casa anche di Montale, vedete in fondo, in via Cesare, la casa della zia in via Maragliano è distrutta da un incendio, l'abitazione di nonna Pin e di Eugenio in via Cesare Cabella, che era l'uno al piano terreno, e infatti l'edificio totalmente nuovo che si vede da Marini in via Cabella è l'unico nuovo che c'è, distrutta da un incendio, è letteralmente polverizzata da una bomba dirompente. Ho detto altrove dei 2 anni di disastro e di scollamento a Monterosso, gli anni di scuola brevi e precari che ci hanno privato di insegnamento regolare, no? Ma la giovinezza ci aiutava a sopravvivere, anche se quando la ferrovia, unico mezzo di comunicazione, è stata interrotta, non era facile accontentarsi delle dosi della tessera annonaria quando c'erano, no? E poi, questo che ho intitolato così, Ribellioni, possiamo andare un pochino più avanti. Terminata ad aprile una parvenza di scuola, i compagni e amici della terza liceo sono scomparsi, con alcuni approdati alle formazioni Giustizia e Libertà. Ho avuto contatti anche in seguito. Non aveva ancora 16 anni, era come per una affascinante avventura, usciva col coprifuoco per fare sui muri scritti contro i fascisti e i tedeschi insieme al cugino Piero, il cui padre era stato arrestato, torturato e deportato. Era una protesta irrilevante per uno stato d'animo di ribellione, nella riscoperta di valori che avevano animato tanti protagonisti del Risorgimento, amati e conosciuti sui manuali scolastici. Scrivevo versi infuocati e rime baciate, della cui qualità preferisco non parlare, per sfogare il tormento interiore leggendo Mazzini Mameli e il bastone tedesco d'Italia non doma di mercantini. Mi sentivo in colpa per quanto avrei dovuto fare, senza limitarmi a dare un aiuto marginale a quelli che allora chiamavamo patrioti. Il mio sfolamento della città, dove almeno potevo dormire sui marciapiedi della Galleria Colombo, abitando in via Cesarea, non mi è parso dopo 2 anni una scelta indovinata. La situazione era forse più difficile nei piccoli paesi isolati che non erano più sicuri. Il mio itinerario era di notti insonni per i boati di siluri contro la spiaggia, di giorni in cui sono stata personalmente mitragliata dagli aerei che hanno centrato i binari ferroviari, di cannonate di tedeschi alla barca di famiglia e lo scricciolo su cui ci trovavamo per tentare di pescare, no? E poi appunto a ottobre, appunto, dicevamo, ritorno a Genova, finalmente al Doro, l'entrata nella brigata Mazzini per una sedicenne, un momento indimenticabile, anche se il mio modesto e appassionato contributo non aveva gran peso e valore se non per me. Si trattava semplicemente di una presa di coscienza, di una certezza manichea, di un dovere che ho riscoperto leggendo Mazzini. Voi avete diritto alla libertà e dovere di conquistarla contro qualunque potere ve la neghi. La diffusione di volantini dei nostri giornaletti clandestini, risorgere la fiamma, i corsi da infermiera, le conferenze di storia e qualche volta il trasporto di armi non hanno certamente contribuito a salvare la patria, ma ha pagato la mia esigenza di fare qualcosa. Nuove conoscenze, nuovi amici nel CLN regionale, nuovi compagni al liceo, entusiasmo, speranze, certezze e forse un giovanile spirito di avventura, con illusioni che sarebbero crollate presto.
Le difficoltà e i pericoli di una precaria sopravvivenza quotidiana erano ormai animate da una motivazione che mi dava entusiasmo e certezza. Credevo in un futuro di libertà e di giustizia che per me non erano parola vana. Una stagione breve ma esaltante, anche se la scuola non era più per me il problema più importante. La mia maturità senza esami, conseguita tra gli spari il 24 aprile, non mi ha reso del tutto matura per i vuoti culturali, ma mi ha dato una precoce esperienza di vita. Radio Genova diffondeva l'Inno di Mameli ed io in Albaro con la mia brigata ho avuto lacrime di commozione. Forse possiamo anche finire qui in qualche modo, perché non vorrei rubare tempo a Contorbia, e così con queste immagini anche giovanili di questa sedicenne così combattiva e che noi abbiamo conosciuto in una vecchiaia non meno combattiva. Grazie. Franco, ci sei? Ci sono, sì, sì. Se mi sentite, tocca a me? Sta provando a caricare l'audio. Io l'audio ce l'ho attivo. Vi ho sentiti perfettamente finora, spero che riusciate a sentire me. Ti sentiamo benissimo, forte e Bene, chiaro. posso Anche da cominciare? remoto sentiamo Come da bene. Cap Canaveral. Posso cominciare? Sì, sì. Va bene. In occasione della pubblicazione recente dell'album catalogo della bellissima mostra su Genova e Montale allestita da Andrea Veto e Stefano Verdino, questo nome lo sentirete pronunciare probabilmente ancora più di una volta, mi è capitato di indicare nel lavoro che loro hanno brillantissimamente fatto con una formula usurpata, portata via, diciamo, ai Polyte Ten, parlando di Polypied d'image. E questo Polypied d'image mi pare riformarsi spontaneamente nella affabulazione di chi mi ha preceduto, di Raffaella Ponte e di Stefano ancora, per la serie ricchissima di sollecitazioni, di spunti, di argomenti, di immagini principalmente che hanno evocato. Naturalmente imprimendo alle cose che sto per dire una fatale curvatura malinconica, dal momento che l'episodio dei bidelli che vengono a versare l'inchiostro nei calamai di vetro collocati nei banchi di legno delle scuole elementari ce li ho davanti agli occhi. Avevano regolarmente corso tra il 1952 e il 1956, così come ho un ricordo abbastanza nitido della prima penna stilografica che anche nel 1954 inevitabilmente si associava alla cerimonia della prima comunione. Ma non è di questo che io devo parlare e malvolentieri invece lascio cadere un paio di altri spunti perché di uno si è già occupato benissimo Stefano ed è la vocazione memorialistica di Bianca Montale, dell'altro probabilmente si occuperà o si potrà occupare Dino Cofrancesco ed è il declino che Bianca ha avvertito quasi fisicamente di una disciplina quale quella da lei professata come la storia del Risorgimento, che pur con qualche grande eccezione c'è stato anche nel secondo Novecento e in questo primo ventennio del venticinquennio ormai del secolo e millennio nuovo più di un grande risorgimentalista, però complessivamente insomma è una disciplina che ha finito per
evaporare, per uscire fuori dagli statuti stessi dell'università italiana, con danni che non mi nascondo, anche se, ripeto, queste eccezioni, che appartengono fondamentalmente a studiosi anagraficamente collocati tra Bianca e chi vi parla, e anche in una fascia un poco più giovane ancora, insomma, sono quelle che abbiamo potuto registrare in questi anni attraverso gli studi, che so, di Silvio Lanaro, poi convertito alla contemporanea, di Alberto Banti e via dicendo. Ma non approfondirò questo tema perché non è di mia stretta pertinenza. Mi è stato chiesto, e lo faccio ben volentieri, e sono anzi profondamente grato a Stefano e all'Accademia, in nome della quale mi ha invitato, a parlare di Bianca Montale, dello zio Eugenio, perché si tratta di un rapporto non così scontato. Si tratta di un rapporto intorno al quale l'accertamento, anche documentario, perfino statistico, vorrei dire, spiegherò perché, è ancora per tanti aspetti impregiudicato e affidato ad una memoria principalmente, anche se non esclusivamente ligure, che merita forse di essere allargata molto al di fuori dei confini della Liguria, perché non si tratta soltanto di un bilancio di tipo sentimentale o parentale, ma di un vero e proprio contributo critico e talora perfino filologico che Bianca ha recato allo studio dell'opera dello zio, con una estrema discrezione, se pensiamo che, a partire dalla bibliografia degli scritti su Montale di Francesca Castellano e di Sofia D'Andrea, che non va dimenticato, si ferma al 2008 e copre gli anni che ovviamente vanno dalla data di uscita dei primi Ossi di Seppia, 1925, fino appunto al 2008, ed è oggetto di periodiche integrazioni oggi nei quaderni montaliani. Le occorrenze, diciamo, del nome di Bianca Montale sono 14 e si collocano però tutte tra il 1982 e il 2003. Segno evidente, insomma, flagrante, che Bianca ha sempre avuto una fondamentale renitenza, una discretissima indisponibilità a parlare del proprio zio fino a che Eugenio Montale è stato vivo. Non perché non avesse cose da dire, ma perché evidentemente il suo temperamento schivo, disadorno e pochissimo incline alla cerimonialità l'ha distolta dall'indulgere a una riflessione che poi avrebbe ritenuto non del tutto lecita dal punto di vista critico, dal momento che altro, ed è largamente noto, era il suo mestiere. Questo poi è stato vero soltanto fino a un certo punto, dal momento che i contributi che Bianca ha dato dall'82 fino alla vigilia della morte, perché la bibliografia che ho ricordato naturalmente fissa soltanto un segmento lungo ma non totale di questa storia, smentiscono naturalmente questa sua inclinazione alla discrezione e alla riservatezza. Intanto, avanti il 1982, chi conosca un poco gli scritti e l'iconografia, che non è di poco conto, di Montale, sa bene che almeno una immagine pubblica di Bianca con lo zio Eugenio in una strada di Milano, all'angolo di una via di Milano, reca la data del 1954, segno che Bianca era andata a trovare lo zio e qualcuno ne aveva ripreso l'incontro. Ma un anno prima, nel 1953,
Galeotta era stata la stessa Bianca Montale nel favorire un incontro tra Giorgio Falco, non aggiungerò parole o aggettivi dal momento che il grande autore di Santa Romana Repubblica è stato già ricordato e non una volta sola, tra Giorgio Falco, non il relatore della sua tesi, ma uno dei suoi maestri più eminenti, e Montale si era svolto su quel lungomare di nervi che è letterariamente legato in modo indissolubile all'esordio, no, dei versi a Dina di Camillo Sbarbaro. Non ci sono le lucciole in questa immagine, che è un'immagine diurna, ma appoggiati, diciamo, alla ringhiera con il mare, le agavi e gli scogli sullo sfondo sono Giorgio Falco e Eugenio Montale, verosimilmente fotografati da Bianca. Certamente questa immagine, che io pubblicai nel lontano 1985, l'ho avuta da Bianca. Ma ricorderò ancora, per fare riferimento a scritti di Montale, a uno scritto particolarmente importante che è stato in anni recenti ristampato da Stefano Verdino nella sua raccolta di pagine genovesi e liguri intitolata L'oscura primavera di Sottoripa, che lo scritto intitolato Atmosfera di Genova, che si data convenzionalmente 1963, ma che in realtà del 62, e che Montale ha redatto, come dire, su commissione, perché si svolgeva, era imminente lo svolgimento del primo salone nautico. Montale lo scrisse sulla richiesta di Bianca, che a sua volta esprimeva allo zio Eugenio un desiderio di Giuseppe De André, anche qui non farò note a questo nome, che aveva allora un peso molto grande nella organizzazione dell'ente fiera, eccetera. È curioso che Montale, come dire, autorizzi Bianca alla revisione delle bozze, a fare un po' quel che vuole di questo scritto che ha redatto, ma con una avvertenza che non è mai sufficiente. Bianca ne era perfettamente consapevole, ma normalmente il nome viene sbagliato, che Valéry Larbaud venisse scritto con la E non accentata e non con la E accentata acuta, che normalmente si identifica con il cognome di Paul Valéry. Anche questo riferimento a Valéry Larbaud rimanda a un sistema di armoniche che non devo illustrare agli studiosi e ai conoscitori di Montale, trattandosi di uno dei grandi incontri francesi della sua esistenza. Infine, e forse circostanza anche più importante, fuori dei territori, diciamo, della scrittura di memoria, che sono quelli nei quali Bianca si è di preferenza cimentata nel parlare dello zio e della rete dei rapporti parentali e familiari, si deve a lei la possibilità che nel 1983 e poi in anni recentissimi Laura Barile ha avuto, di pubblicare quell'incunabulo, quel testo preziosissimo che si conviene intitolare, anche se non è quello un titolo d'autore, Quaderno genovese, perché è una illuminazione, è un vero e proprio squarcio, purtroppo limitato alla materiale consistenza di quelle pagine, perciò stesso doppiamente preziose, di chi era, di che cosa scriveva, di che cosa stava meditando, di quali esercizi di lettura e di scrittura stava compiendo Eugenio Montale in un breve tratto dell'anno 1917. Non sono le primissime cose che Montale scrive, come è largamente noto. Il primo scritto di Montale
che non reca la sua firma, ma che è suo ed esce a stampa, è la recensione alla prima rappresentazione italiana, ma possiamo dire mondiale, del Mameli di Ruggero Leoncavallo, del quale si parlava non più di 2 ore fa con Raffaella Ponte, che mi ha fatto piacere risentire e rivedere, ma il primo documento importante del laboratorio inventivo e critico di Montale è quella tranche di una più ampia serie di quaderni irreparabilmente andati perduti, ma che per la parte che riguarda quella zona Bianca Montale ha salvato alla distruzione e dalla distruzione messo a disposizione di Laura Barile, che ha dottamente annotato più di 40 anni fa queste pagine che qualunque studioso del primo Montale ha largamente tesaurizzato, scorgendovi, qualche volta magari anche esagerando un poco, le primissime tracce di linee di tendenza che si svolgeranno e avranno corso poi nelle pagine degli Ossi di Seppia e non soltanto degli Ossi di Seppia. Ultimo, ma non meno importante in questo territorio contiguo alla scrittura, è l'altro lavoro di conservazione di libri superstiti di Montale, quelli approdati ad un celebre sofà di Monterosso, che Stefano Verdino ha descritto per la prima volta in una raccolta di studi in memoria di Edoardo Villa nel 2002, e che anche qui pochi mesi fa ancora Andrea Veto e ancora Stefano Verdino hanno ripubblicato in un bellissimo catalogo che è stato ancora una volta illustrato in una delle sue ultime uscite pubbliche da Bianca in occasione appunto della mostra che è stata allestita negli spazi di Via Balbi 2. Ecco, questa presenza instantante e continuata di Bianca nel corso dell'ultimo decennio della sua vita operosissima ha in qualche modo risarcito gli studiosi di Montale di un silenzio riservatissimo che lei ritenne di interrompere soltanto, ne sono stato testimone, insomma, più di 40 anni fa, quando a Milano si celebrò il primo convegno montaliano successivo alla morte del poeta, alla presenza del capo dello Stato, che era allora Sandro Pertini, alla piccola scala, con una prosecuzione poi dei lavori di quel convegno che avvennero nella sala del Grecchetto della Biblioteca Sormani di Milano e poi a Genova. Insomma, fu il famoso convegno del 82 che ha aperto una nuova stagione degli studi intorno a Montale, che fu inaugurato allora, non lo dimentico, da Charles Singleton e da Gianfranco Contini. Bianca Montale, uscendo finalmente dal suo strenuo riserbo, accettò di parteciparvi, non disse parola, ma cominciò con uno scritto di memorie familiari pubblicato sulla nuova antologia allora di Spadolini, e da allora ha incominciato una serie di tentativi di approssimazione alla figura dello zio che hanno trovato sistemazione nel volume che in qualche modo sigilla l'intera storia di Bianca Montale montalista. Questa volta credo lo si possa dire tranquillamente, che lei spiritosamente ha intitolato Una sciagurata coincidenza, zio Eugenio e altri ricordi, che comprende una larga parte di quanto Bianca ha scritto, ma non la totalità dei suoi scritti, se pensiamo che oltre a queste pagine poi Bianca ha ricordato Gina Tiossi, la fedelissima governante di Eugenio Montale e di Drusilla Tanzi, in quella edizione parziale delle lettere di Montale
alla moglie e a Gina Tiossi, intitolata Mosceril diletta cara Gina, lettere inedite, che è stata pubblicata dalla Fondazione Devoto nel 2017 per le cure di Maria Antonietta Grignani e di Giovanni Battista Boccardo, e poi ha introdotto il convegno pavese del 2019, le carte di Eugenio Montale negli archivi italiani, il convegno di studio organizzato a Pavia da Franca Lavezzi, e ancora ha introdotto il ricordato catalogo di Aveto Verdino, libri e riviste del Fondo Eugenio Montale dell'Università di Genova, che è stato aperto a Palazzo Balbi Cattaneo dal 26 maggio al 17 giugno 2022. Ecco, il complesso naturalmente di queste scritture montaliane, ne ricordo un'altra a memoria, ad un convegno sulle guerre del Novecento che Bianca fece a San Salvatore Monferrato, parlando di Montale la Grande Guerra, per fare un altro esempio ancora, insomma, il convegno nel quale fece una memorabile relazione il più grande reporter italiano del secondo Novecento, cioè Bernardo Valli, parlarono nella medesima occasione. Ecco, da questo ventaglio di prove si ha non soltanto la testimonianza di una continuità e fedeltà che in quanto tale ha qualche cosa, come dire, di obbligato, insomma. Bianca era perfettamente consapevole della grandezza dello zio, ma non ha mai avuto alcuna indulgenza retorica nel celebrarne l'identità, è sempre stata riservatissima e attenta nel non contaminare vita e opera, anche se era perfettamente consapevole che vita e opera non sono totalmente irrelate, e addirittura in una intervista che non ho dimenticato, che ha rilasciato al secolo XIX a Emanuela Schenone, che la pubblicò il 1° novembre 2021, a una domanda che la giornalista le rivolgeva in modo sicuramente innocente, ma che non era priva di insidie, era niente meno: l'uomo che ha incontrato il male di vivere è stato qualche volta felice? È mai stato felice? Insomma, una di quelle domande alle quali si ha qualche timore e tremore a rispondere. Bianca, che non si dimentichi, con generosa liberalità aveva consentito che venissero pubblicate nella loro integrità, nella loro interezza, le capitali lettere di Eugenio Montale a Irma Brandeis, disse lapidariamente: per brevi periodi, a intermittenza, soprattutto negli anni in cui fu legato a quella critica letteraria americana che fu il suo grande amore, ma di questo lui non vorrebbe mai che io parlassi. Era come il disoccultamento di una sorta di tabù. Bianca non amava le chiacchiere, non amava quello che oggi viene detto ormai in modo usurato, il gossip. Lei forse avrebbe preferito parlare di pettegolezzi, replicando una formula che conclude la vita di Majakovskij e di Cesare Pavese. Ma quella volta, appunto, interrogata da Emanuela Schenone, ruppe questo abito di lunga riservatezza e ritenne, sia pure esprimendosi perifrasticamente, neppure la nomina Irma Brandeis, ma non vi sono dubbi sulla identificazione della critica letteraria americana, che fu il grande amore
dello zio Eugenio, interruppe questo suo silenzio per rivelare, insomma, che i segreti del cuore di Eugenio Montale non le erano sconosciuti e non erano più passibili di un processo di rimozione che non avrebbe avuto nessun senso nel momento in cui lei aveva autorizzato il disoccultamento di quelle lettere che non sono soltanto la testimonianza di una relazione amorosa che in quanto tale riguarda strettamente i due interessati, ma che sono uno strumento capitale, a mio parere, fondamentale per la comprensione dei grandi snodi anche formali, anche compositivi delle occasioni, della bufera e altro, e che si estendono carsicamente all'intero corso dell'opera di Montale dal 1933 al 1981. Credo che non ci siano dubbi ormai sul rilievo veramente critico, ermeneutico che la pubblicazione di quei documenti, che infatti non sono stati oggetto di gossip e che continuano invece a essere interrogati dagli interpreti anche per la loro natura complessa e anfibia. Insomma, il fatto che Montale scriva in due lingue e qualche volta contemporaneamente, no? In italiano e in inglese, in italiano o in inglese, rivolgendosi a Irma Clizia, è un'altra di quelle testimonianze di un'attitudine sperimentale che non ha molti altri equivalenti in Italia, insomma, per la parte che riguarda il bilinguismo italo-inglese soccorre un altro esempio della stessa natura e statura, ma uno solo, quello del più grande narratore del secondo Novecento, che è stato, a mio parere, senza incertezze, Beppe Fenoglio. Insomma, e anche lì questa commissione di linguaggi è la cifra neanche tanto segreta di quel laboratorio. Ecco, tutto questo in una vita lunga e operosa nella quale l'attività intorno all'opera del proprio zio Bianca ha condotto sempre con un senso perfino radicale del limite, no? Cioè lei quante volte ci ha detto: ma io non sono un critico, io in nessun modo voglio azzardare interpretazioni. È stata però di tutto questo una testimone libera, impregiudicata, come è stata, direi, nel complesso della sua vita di storica e di scrittrice, dove l'indulgenza alle mode, il rispetto dello spirito del tempo, lo spirito gregario, sono state caratteristiche che lei naturalmente ha reietto, ha allontanato da sé. Ecco, anche in questo suo disadorno anticonformismo, che qui si è esercitato su un tema crucialissimo, quale quello dei propri rapporti con la grande figura del poeta che era stato suo zio, mi pare che Bianca abbia dato una grande lezione. Ed è, lo confesso, con qualche emozione che io ho sentito esordire quest'oggi l'avvocato Giorgio Montale, perché in qualche momento, se avessi chiuso gli occhi, mi sembrava di risentire doublé la voce del suo prozio. Io ho avuto non più di 2 occasioni per ascoltarlo, diciamo, direttamente, ne ho avute molte di più per ascoltarlo invece attraverso i mezzi della comunicazione cosiddetta di massa, insomma, e riconoscevo veramente uno stigma, una impronta che mi sembrava inaugurare nel modo più civilmente congruente la giornata di oggi, che è anche, come posso dire, l'assolvimento, il riconoscimento di un debito di amicizia, di affetto e di ammirazione che tutti abbiamo tributato, soprattutto nel corso degli ultimi 40 anni, quando abbiamo imparato a conoscerla meglio, a Bianca Montale. Grazie. Franco?
di questo tuo bellissimo intervento che appunto cioè, è riportato a tante memorie anche di incontri del passato. E niente, credo che appunto non abbiamo più notizie non abbiamo notizie non è arrivato nessun messaggio perché appunto avevo lasciato il mio telefono, diciamo, alla regia. No, non abbiamo, perché non abbiamo nessuna notizia di Dino Cofrancesco e appunto a questo punto, ma se c'è qualche intervento, Dino? Dino, forse c'è. Sì, però dovrebbe vederci. Abbiamo una connessione a nome Dino, quindi non so se è quella di Cofrancesco o meno, però se ci sente, ma magari è un altro Dino. Sì, sì, è un altro Dino. Non è un nome così diffuso ora Dino. No, Dino Campana, Sì, Dino Campana, ma non Dino credo che... Punciu. Sì, sì. Tanto se Raffaella Ponte prova a chiamare Dino Cofrancesco, non so se c'è qualche intervento, qualche... Ah, pare che sia proprio lui. Ecco. Dino, sì, 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 allora sì, sì. era lui. Ditegli Perché- di accendere il microfono forse, perché io lo vedo spento. Sì, ma è anche il video, è anche il video. Attenti, dice, intanto facciamo l'audio. Non si può fare però, perché da qui non si può fare. Bisogna che lui attivi audio. No, ma per me lui dovrà soltanto dovre- do- adesso, mi sembra strano che sia, quello dovrebbe essere semplice. Eccolo, ecco. No, il video. No, ma questo-
Nino, attiva l'audio, se no non ti si sente. Oh, no. Deve proprio avere un po' di tempo. Sì, sì. Sì, ma che lui non so se vede che c'è che... Sembra poi magari. Vediamo vediamo le mani e i fogli, per essere precisi. Pensiamo sia lui, ma non siamo certi. Ecco. Pronto? Ciao Dino, sei in viva voce. Perfetto. Puoi parlare. Ah, faccio un ultimo tentativo, almeno voi non mi vedete, ma io vedo voi. Allora, io intanto mi scuso perché non sono riuscito a venire a causa, diciamo, della vecchiaia. Perché quando uno è vecchio ci sono degli inconvenienti che quando meno te l'aspetti ti piombano addosso. Ricordare Bianca Montale è qualcosa che un po' mi emoziona, perché la nostra amicizia non è antica, nacque alcuni anni fa, in seguito a un viaggio in Argentina ci avevano invitato l'Istituto Italiano di Cultura a parlare di Giuseppe Mazzini. Ero andato molto volentieri, ci eravamo conosciuti, ci avevamo molto simpatizzato e soprattutto avevamo scoperto una grande affinità ideologica. Quello che è stata Bianca come storico è stato forse già detto da altri e io purtroppo non ho potuto sentire le altre relazioni. Mi limito, senza alcuna presunzione, a rinviare a quanto scrissi, me l'aveva chiesto lei, nell'introduzione
alle pagine sparse su Genova risorgimentale, un libro pubblicato proprio dall'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, no? Nella mia introduzione finivo con una lunga citazione di Bianca che vorrei leggere perché mi è particolarmente cara. Scriveva Bianca Montale che duro avversario di Mazzini, che lo definisce adoratore materialista del fatto, per la cui seconda condanna a morte si adopera, ostile a Garibaldi, di cui teme i colpi di testa e la popolarità, spesso in contrasto con Vittorio Emanuele, Cavour è noto per la sua abilità diplomatica, con molti rischi, ma esiti fortunati, vittoriosa nel momento nodale del 60. No? Ma il suo merito maggiore sta nell'aver reso il Piemonte, con le sue istituzioni e la sua economia, un paese moderno, polo di attrazione per l'opinione liberale della penisola, e di aver vinto nel 1955 lo scontro con il re, imponendogli un'interpretazione parlamentare e non costituzionale dello statuto, che diventa prassi finché il conte è in vita. Sono parole che riassumono quanto pensavano di Cavour i grandi statisti e pensatori liberali dell'Ottocento. Il mio pensiero va soprattutto a Rosario Romeo, che Bianca stimava molto, no? La lettura in qualche caso questa lettura indusse una matricola alle prime armi con la ricerca storica a rivedere il giudizio sul Risorgimento, considerato superficialmente, in nome di un astratto europeismo, come episodio marginale e provinciale della storia occidentale. Beh, io credo che sia proprio questa l'attualità inattuale di Bianca Montale. No? Bianca Montale aveva visto in Mazzini il grande patriota, no? Ma questo nel senso non banale, nel senso di un intellettuale, di uno studioso che aveva interiorizzato la tradizione italiana, la letteratura, l'arte italiana, eccetera, e voleva che questo patrimonio ideale fosse patrimonio dell'intera penisola. No? Da tanto tempo, quando si parla di Mazzini, lo ha fatto anche recentemente Maurizio Maggiani in un editoriale del secolo XIX, sembra quasi che ci si vergogni a dire che era un nazionalista, ma Mazzini era un nazionalista. Era un nazionalista nel senso inglese del termine, nationalist, no? Cioè nel senso di uno che crede fermamente che le frontiere dello Stato politico debbano coincidere con quelle dello Stato etnoculturale. No? La nazione in qualche modo viene prima dello Stato e non dopo, come ritengono alcuni scienziati politici che pensano di essere particolarmente originali. No? E Mazzini pensava che la nazione italiana fosse un valore assoluto, un valore da tradurre in istituzioni unitarie. No? Aveva anche in questo non soltanto dei limiti nel senso dell'adesione ad una ideologia assoluta, indiscutibile, eccetera, ma aveva anche dei momenti di lucidità che a Bianca non sfuggivano affatto. Ad esempio per quanto riguarda il problema delle regioni.
viene sempre contrapposto Mazzini a Cattaneo, però a mio modestissimo avviso nel contenzioso sulle autonomie locali tra Mazzini e Cattaneo aveva ragione Mazzini e aveva torto Cattaneo, no? Nel senso che gli Stati Uniti d'Italia a cui pensava Cattaneo in fondo erano delle unità politiche fittizie, frutto della conquista della penisola, mentre Mazzini richiamava ad un principio che tra l'altro dà il nome ad uno dei più bei scritti di Cattaneo, cioè la città come principio ideale della storia d'Italia, diceva Mazzini, è la città. È la città che esprime l'essenza dell'italianità. No? Ecco, noi siamo genovesi, siamo milanesi, siamo fiorentini, ma non siamo liguri, non siamo toscani, non siamo lombardi. Ecco, questo accorpamento di città è qualche cosa di cui prendere atto, ma che non ha nulla di spontaneo, di ereditato dalla tradizione, eccetera. Tra l'altro noi viviamo in una regione, la Liguria, dove la Spezia si sente più vicina alla Toscana e alla Lunigiana, l'Imperia si sente più vicina a Cuneo e alla Francia, e Savona nutre un odio antico nei confronti di Genova. No? Io ricordo un bellissimo convegno organizzato dal compianto Gianni Rebora, un amico carissimo e uno studioso di primissimo ordine, e durante questo convegno c'era un professore francese che, sentendo uno storico savonese che imprecava contro Genova e tutto il male che Genova aveva fatto a Savona, ecco, ci disse: ma cosa è successo? Io sui giornali non ho letto nulla, quindi non aveva capito che si trattava di fatti di qualche secolo prima, che però ancora incidono nella memoria storica di una provincia che è stata accorpata alla Liguria, anche giustamente, naturalmente, ma che però ha una storia, ha una sua tradizioni che non hanno molto a che vedere con quelle del capoluogo. In questo Bianca era veramente inattuale, no? Non avrebbe potuto partecipare forse a uno dei tanti convegni organizzati dagli storici delle dottrine politiche su Mazzini, dove il tema fondamentale era Mazzini e gli Stati Uniti d'Europa. È vero che Mazzini è il fondatore della Giovane Europa, è vero che Mazzini voleva che le nazioni fossero tutte affratellate, no? Però è anche vero che si trattava di un'Europa delle patrie, come avrebbe detto De Gaulle, e non come lo scioglimento delle identità nazionali in una identità superiore, che era quella europea, come avrebbe scritto nel 1932 uno dei miei storici e filosofi di riferimento, Benedetto Croce. Ecco, Croce concludeva la sua storia con una sparata retorica assolutamente gratuita. Diceva che domani, come i fiorentini, come i siciliani, come i romani si svegliarono e non erano più romani, né siciliani né fiorentini, ma erano tutti italiani, così i popoli d'Europa un giorno si sveglieranno tutti e non saranno più olandesi, francesi, inglesi, tedeschi, ma saranno tutti europei. Croce scriveva nel 1932, quando il fascismo, ahimè, era al potere, e da 10 anni
e quindi questa sparata retorica gli andava perdonata. Ma Croce dimenticava che sì, è vero che i popoli della penisola erano tutti divisi, avevano storie diverse, eccetera, però è anche vero che c'era un nucleo forte, la lingua italiana, la cultura italiana, che riunificava tutti. In fondo mi trovo con studiosi prestigiosi di letteratura italiana, i quali sanno bene che una delle culle della lingua italiana è stata la Sicilia, no? E uno dei primi documenti della lingua viene dalla mia lontana terra sciociara, la Carta di Teano, le poesie di Rinaldo d'Aquino, di Alberico di Sette Frati, eccetera. No? Quindi c'era qualcosa che accomunava i popoli della penisola, e questo Mazzini lo aveva colto molto bene. Devo dire che se uno leggesse bene l'imponente opera di Carlo Cattaneo, troverebbe anche in Carlo Cattaneo identità di accenti culturali, solo che Cattaneo aveva questa fissazione delle federazioni e degli Stati Uniti d'Italia, che in effetti non avevano nulla di realistico, come poi avrebbe fatto notare lo studioso, il grande storico, a me carissimo, Gaetano Salvemini, che pure aveva raccolto le più belle pagine di Carlo Cattaneo. No? Nel 25-26, interpellato dall'Università di Padova e invitato a collaborare ad un volume collettaneo sull'unità d'Italia, Salvemini avrebbe scritto, ma in fondo aveva ragione Mazzini, no? E avevano ragione i piemontesi, perché l'Italia si poteva fare soltanto come è stata fatta, no? E parlare di federazione nel meridione significava riconsegnare il Sud ai briganti e alle aristocrazie terriere anti-italiane. Beh, tutto questo era presente e ne discutevamo spesso con Bianca e ci ritrovavamo sempre d'accordo sulle interpretazioni ideologiche da distinguere dalle interpretazioni, diciamo così, realistiche dei grandi a cui entrambi, lei ed io, guardavamo con profonda riverenza. Penso, ho citato Rosario Romeo, ma potrei citarne molti altri, no? Tra i quali lo stesso Renzo De Felice, a cui Bianca Montale era particolarmente legata attraverso Emilia Morelli. Emilia Morelli era stata una delle amiche più vicine di Renzo De Felice ed era stata proprio Emilia Morelli a chiedere a De Felice di intervenire, presso Francesco Perfetti, che era preside della facoltà di Magistero, perché Bianca venisse chiamata a Genova dopo l'esilio di Parma, no? Tra l'altro che una studiosa del suo calibro non venisse chiamata nell'istituto e nella facoltà dove lei era nata, dove lei aveva lavorato a contatto con grandissimi maestri come Giorgio Falco, è qualcosa che va ricordato e che non sempre è stato ricordato. Noi abbiamo una specie di censura della memoria che ci fa ricordare soltanto quello che contribuisce a quadri edificanti e non divisivi. Ebbene, Bianca non venne chiamata alla facoltà di lettere per una ragione molto semplice, era una reazionaria. Era una reazionaria
anche se poi non lo era, perché era una delle poche che aveva fatto sul serio la Resistenza, in quanto legata ad una grande figura che nella sua vita ha avuto un peso notevole, come ha ricordato in articoli su riviste accademiche, ma anche come ha poi ricordato nel volume degli incontri, molto bello tra l'altro, pubblicato da Resine, dall'editore di Resine. Randolfo Pacciardi è stata una delle figure più eminenti della storia d'Italia, è stato un repubblicano mazziniano, ma un repubblicano mazziniano che però, a differenza del maestro, aveva il senso delle istituzioni. Infatti fu lui a promuovere quel movimento per la Seconda Repubblica, ecco, che elaborò una serie di proposte di riforma della Costituzione che in parte sarebbero state accolte anche negli anni successivi, no? Parlare di Pacciardi è come parlare di Bianca Montale, perché i due avevano un feeling, ecco, quasi da innamorati, ma quello che rileva è che questo feeling non nasceva da simpatie personali, eccetera, ma nasceva proprio da una convergenza, ecco, di idee politiche, no? Ecco, entrambi vedevano la Resistenza minacciata dal partito che della Resistenza era stato uno degli artefici più importanti, ed entrambi avevano un forte anticomunismo che non era dettato da considerazioni di classe o da semplice paura o conservazione, eccetera, ma erano dettate dal fatto che la Repubblica che avevano in mente era effettivamente una Repubblica democratica e liberale. Ecco, pensavano che la Resistenza avesse contribuito a fondare in Italia uno Stato moderno, con una Costituzione moderna, divisione dei poteri, indipendenza del giudiziario, autonomie locali, eccetera. No? Ecco, non si può quindi, ecco, prescindere da questo aspetto della personalità culturale, intellettuale e politica, ecco, di Bianca Montale. Una repubblicana, non la malfiana. La sua antipatia per la Malfa è abbastanza nota a chi l'ha frequentata, no? E tra l'altro la Malfa fu il leader politico che cacciò Randolfo Pacciardi dal Partito Repubblicano, poi venne riammesso con tante scuse da Giovanni Spadolini, ma l'ostracismo fu una delle pagine dolenti della storia dei partiti laici in Italia. Tra l'altro va anche ricordato che la Malfa convocò 3 persone che erano decisamente contrarie alle sue ultime aperture al Partito Comunista, e tra queste 3 persone c'erano Nicola Matteucci, c'era Rosario Romeo, no? E c'era soprattutto il barone Chinchino Compagna, Francesco Compagna, eccetera. E a questi 3 iscritti al Partito Repubblicano disse semplicemente, dice: voi non siete d'accordo con la mia apertura al Partito Comunista, ma il segretario del Partito Repubblicano sono io, e quindi arrangiatevi. Se volete potete pure andarvene, no?
Ecco, questo è un altro episodio che colpì piuttosto dolorosamente Bianca Montale, anche perché lei era molto legata, come ho ricordato, sia a Rosario Romeo, ma aveva anche una grande stima di Nicola Matteucci, che era uno dei suoi punti di riferimento per quanto riguarda la filosofia e la storia del pensiero politico. Non so, altre cose le ho dette nella mia introduzione, che ho ricordato un po' narcisisticamente, no? Ma se ci sono delle obiezioni, delle riserve da fare a quanto ho detto, se ho detto cose che non corrispondono al vero, sarei grato se venissero fuori, no? Grazie, no? Grazie Dino, sono Stefano Verdino e ti ringrazio e ti saluto perché abbiamo chiuso con te benissimo questo convegno e purtroppo non sei stato qui in presenza, ma la tua voce si è sentita benissimo e il tuo percorso, diciamo, di un pensiero politico di Bianca Montale è stato perfettamente segnato. Grazie ancora. Bene, a questo punto niente, ci congediamo e ringrazio tutti quanti per la vostra partecipazione. Aspetta. Allora, prima di salutarvi, volevo solo dire che giovedì 7 marzo ci sarà una conferenza di Sergio Vinciguerra su Giuseppe Zanardelli, uno statista di altri tempi, ma ancora attuale, per correttezza. Buonasera a tutti.